Alla fine è arrivato il ricorso della Vardanega, la ditta che prima si era aggiudicata e poi era stata estromessa dai lavori di restauro del Ponte Vecchio è stato notificato, più volte prospettato, vagheggiato, annunciato, ora l'atto della ditta di Possagno è ufficiale, un documento piuttosto corposo, lo definisce il sindaco Riccardo Poletto, i legali del comune ne stanno studiando il contenuto. Contesta che sia le verifiche che sono state fatte, che sarebbero andate troppo nel dettaglio su materie secondo loro non pertinenti, sia anche i tempi di queste verifiche che a detta loro e di loro avvocati sarebbero dovute essere messe in atto più avanti al cantiere iniziato. Ovviamente il nostro avvocato è di parere esattamente contrario, per cui stiamo preparando la nostra le nostre conto-osservazioni. L'udienza dovrebbe essere fissata per i primi di aprile in via Matteotti. Ci si augura non venga disposta la sospensiva cautelare che rimanderebbe l'avvio del cantiere. La Vardanega chiede l'assegnazione dei lavori o in alternativa un risarcimento pari al 10% del lavoro perso. Ci auspichiamo che nell'udienza per la sospensiva cautelare il giudice come dire, chiarisca il contenzioso e decida di non dare la sospensiva. Meglio ancora sarebbe se in quell'occasione potesse anche già esprimersi sul merito, capita di rado ma può capitare. Intanto sul fronte teatro, in comune, dopo quella della Sala da Ponte, è arrivata anche l'offerta di vendita dell'Astra. È quantificata in 3 milioni e mezzo di euro, che grosso modo è la cifra di cui si vociferava e che c'era stata anche verbalizzata in precedenti incontri informali. Vabbè, prendiamo atto, ne parleremo sicuramente alla prossima giunta. Noi siamo comunque alla ricerca di finanziamenti per dare a Bassano un teatro.